io quasi quasi ve lo vorrei proporre di fare un salto, per quanto breve, alla collina dell'Aventino. Poi, secondo il nostro programma, noi andiamo sulla Piantica, passiamo davanti al Quo Vadis e andiamo proprio... Te costa quello che ti costa, ma non ti preoccupare che ti salva la canottiera. Ti vedi tu? Pronti? Ti vedi tu? Molto bene. Acqua corrente, calda e fredda? Sì, anche... no, figuriamoci. No, tra l'altro guarda, prendo occasione. Ah, Stella, grazie. Cioè, non soltanto via dei Pettinari, dove abitava Alberto Sordi quando ancora non era famoso, ma c'è quel casone rosso, vedete che hanno quelle arcade, e lì abitava Carlo Verdone. Ecco perché quando ha scritto il libro La casa sopra i portici, quello è un immobile del Vaticano, immobile però. E poi da qui c'è questa bella immagine, vedete sulla sinistra di fronte a noi l'altare della patria, la sinagoga ebraica, ecco dove ieri appunto era il Santo Padre, vedi quella cupola a sezione quadrata? Quella è la sinagoga. Poi probabilmente ci possiamo forse anche ripassare un po' più vicino, probabilmente insomma nel tardi della giornata, vedremo insomma, comunque è lì. E praticamente, vedete, è proprio a due passi, perché tra noi e la sinagoga c'è soltanto l'isola Tiberina. L'isola Tiberina che già da qui si vede benissimo, dove vediamo questi pini praticamente. È a forma di mandorla ed era tutta scolpita, cioè tutta rifinita a forma di nave. C'era una rifinitura di travertino bianco perché in teoria secondo l'isola Tiberina, che prende nome da Tiber è l'antico nome del fiume chiaramente, è un territorio che non appartiene al Comune di Roma, appartiene alla comunità dei Fate Bene Fratelli e si può chiamare Isola dei Fate Bene Fratelli, Isola di San Giovanni di Dio, fondatore dei Fate Bene Fratelli, oppure Isola di San Bartolomeo, perché vedete che c'è una chiesa con il campanile romanico, vediamo la facciata proprio molto bene, oggi è custodita dalla comunità di Sant'Egidio e per volere di Giovanni Paolo II è stata dedicata alla memoria dei martiri cristiani del XX secolo. E se mi posso permettere, Giovanni Paolo II è morto prima di vedere quello che sta succedendo oggi. E dicevo, è veramente molto interessante anche la visita, perché la chiesa di San Bartolomeo era la chiesa dei molinari, perché qui c'erano tutti i mulini sul Tevere, venivano ancorati chiaramente alle rive attraverso funi, catene eccetera, però sfruttando la corrente perpetua del fiume praticamente. Vedi l'ospedale, appunto l'ospedale, poi ci sono anche degli ambulatori dell'ospedale israelitico. Ultimamente vedi gli scandali coinvolgono tutti, anche, tra l'altro funziona molto bene questo ospedale israelitico, è aperto a tutti ovviamente, però la sede principale si trova in via della Magliana e questi invece sono degli ambulatori perché sono praticamente vicino a quello che anticamente era il ghetto. Sì. Vedi questo muro malconcio davanti a noi, che però in realtà è un signor muro perché è un tratto delle mura aureliane, insomma, e ovviamente la porta viene chiamata Porta Portese, perché da qui, scusate il gioco di parole, porta questa via al porto di Roma, quindi ad Ostia, conduce ad Ostia. E la domenica mattina si svolge questo mercato famosissimo, che però in una mattinata intera non gliela fai a visitarlo tutto, che si estende, che tante volte le bancarelle si mettono anche qua fuori, però devi andare, poi ci sono diverse diramazioni, delle piazzette, insomma, eccetera. Ma guarda, veramente è enorme. Andiamo. Sì. Vabbè, infatti. Sì. Oltretutto piante tipiche della fascia mediterranea, tra l'altro proprio caratteristiche dell'area mediterranea, e qui secondo me meritava magari una sosta anche breve, perché guardate, questa è proprio una delle cartoline di Roma, vedete stiamo al Circo Massimo e sulla sinistra vediamo i ruderi del colle più importante di Roma, non è molto alto, sono soltanto 55 metri sul livello del mare, ma quello è il colle Palatino e sul Palatino venne fondata Roma, presumibilmente il 21 di aprile dell'anno 753 a.C. I reperti più antichi ritrovati a Roma sono proprio quelli in un angolo della collina del Palatino dove nessuno mai vi ha costruito sopra, quindi evidentemente aveva un valore particolare. Ecco anche perché la collina del Palatino è stata scelta come dimora dagli imperatori. Prima di tutto Tiberio, prima Ottaviano Augusto, però poi Ottaviano non è che abbia fatto chissà che cosa, una residenza tutto sommato abbastanza modesta.
No, guarda, proprio non mi interessa niente, non ci voglio No, intanto il mio consigliere ha detto Aspetta, scusa un attimo. Non stanno a San Giovanni a cena? È domani che stanno a Trastevere, ok? Sì. Allora, dunque ragazzi, due parole, solo due di chiarimento sul Circo Massimo. Allora, il Circo Massimo è stato realizzato, udite, nel V secolo a.C. e praticamente è stato realizzato, il circo serviva intanto, mettiamolo subito in chiaro, per lo spettacolo della corsa con i cavalli. E serviva quindi un ambiente molto lungo, molto spazioso, tanto vero che la cifra normale di lunghezza del circo doveva arrivare a minimo 600 metri. No, non solo per il Circo Massimo, un po' tutti i circhi dovevano arrivare almeno a 600 metri. Questo circo hanno scelto una valle naturale. Scusate, parentesi, intanto facciamo il giro intorno, vedete qui alla nostra destra, il Palazzo della FAO. Il Palazzo della FAO nasce nel 1927 come Ministero per l'Africa Italiana. Ed ecco perché proprio qui, in questo marciapiede qui a destra dove adesso giriamo, qui c'era fino a poco tempo fa il famoso obelisco di Axum. Allora, visto che siamo qui ragazzi, brevissima parentesi, se guardate a sinistra, vedete c'è questa collinetta e proprio all'angolo si vede una villa, devo dire anche bellina, insomma in stile rustico, però una bella villa, vedi con quella veranda un po' così arrotondata, si vedono le tende bianche, lì abitava Alberto Sordi. Quella è la famosa casa di Alberto Sordi che adesso abbiamo visto in tutte le salse, in lungo e in largo, davanti, dietro, all'interno. Carlo Verdone ha girato un documentario, per la prima volta, passato qui da tanti anni, vedo le finestre tutte aperte e spalancate, evidentemente stanno lavorando all'interno perché la stanno trasformando in un museo dedicato alla storia del cinema, proprio con i cimeli di Alberto Sordi, una cosiddetta casa museo. Questo chiaramente su impegno del Comune di Roma che l'ha ricevuta in eredità. E quindi è chiaro che alla fine vedi quanto è importante appunto questo legame con la Spagna, che poi è rimasto poi concretamente, così come i medici. Noi adesso giriamo a destra, quindi adesso lo vediamo praticamente, e si fa anche un breve camminamento di circa 1 chilometro per coloro che desiderano, proprio all'interno delle mura. Questa è Villa Elmone, vedete che infatti ci sono i soldati, insomma i militari davanti all'ingresso, perché è un confine di Stato, è l'ambasciata tedesca, sì. Che bello questo tratto di mura, Vedete, tra l'altro con questo cielo azzurro devo dire, però erano più alte le mura aureliane e ad intervalli regolari c'erano queste torri dove c'erano chiaramente le postazioni militari. La maggior parte della muratura è ancora quella del III secolo d.C., però quando vediamo questo insieme di tupelli e mattoni, cioè l'opera avvittata cosiddetta, questa è più tarda, IV-V secolo, prossima a destra. Un po' strettino, ma possiamo girare, che insomma ci si mette d'accordo, facciamo paro disparo di chi deve passare e prendiamo.